Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, come state? Un buongiorno anche da me Maria, intanto iniziamo con le buone notizie. Oggi è un venerdì di metà settembre, giornata molto interessante, ma andiamo a scoprire le novità, andiamo a capire un po' come saranno queste prossime ore insieme all'oroscopo del giorno, pronti a partire con i nostri 12 segni. Seguiamo le novità. Ariete, partiamo proprio da voi. Una persona, pensate, si presta a darvi una mano, diciamolo, finalmente qualcuno che arriva nel momento del bisogno e per di più anche gratis, quindi ancora meglio. Merito questo del sestile lunare con Papà Giove. Farete una scelta conveniente per voi e per il team con cui collaborate. Guadagnerete presto un bel plauso, bravi. Toro, se state cercando un'occupazione al momento, prima spedite il curriculum, ma poi non aspettate così tanto di essere richiamati. Fatevi sentire per dimostrare magari il vostro interesse. Potrebbe essere un'ottima idea. Non abbiate poi timore del retaggio personale. La luna vi ha lasciato, lo sappiamo, ma non fatevi catturare da questo lieve calo energetico che vivete. Siate più forti, abbiate coraggio. Gemelli, siamo arrivati a voi. Occhio alla mancanza di tatto oggi, in particolare causata dai capricci di Venere con Marte. Fate grande attenzione. La bianca signora però con Giove e Mercurio viene in vostro aiuto. Vi offriranno ottime chance lavorative. Questo è già un ottimo risultato. Risolverete poi un problema pratico in giornata con uso attento degli strumenti che avete già a disposizione. Un applauso a voi, direi. E siamo arrivati dai nostri Cancro. Volete essere riservati, non volete dare troppo nell'occhio, insomma, ma, e c'è un ma, quando vi accorgete della prepotenza di qualcuno non riuscite proprio a non esplodere, lo sappiamo, vi conosciamo. Le idee che vi frullano in testa dall'altra parte sono tantissime. Se le ascoltaste tutte in fondo finireste per ritrovarvi in un impasse, quindi è meglio procedere passo passo, con calma. Leone, eccoci, un amico vi vuole coinvolgere a tutti i costi, vuole proprio voi in questa sua idea, non negategli però la vostra compagnia e soprattutto il vostro prezioso apporto che, diciamolo, è molto molto importante. La luna in gemelli poi attiva la vostra mente e la vivacità degli scambi, anche tra due opposti poli o fazioni, quindi la giornata procede equilibrata. Vergine, non curanti di una piccola perdita finanziaria, voi con la disarmonia tra Venere e Marte vi indurrete a pensare che non avreste potuto farci nulla, ed è bene così. La sensualità, e qui entriamo in un campo un po' più intrigante, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, attenti, soprattutto se non sapete usarla al meglio. Bilancia, siamo arrivati da voi che continuate la nostra scia con un bel fascino in arrivo, considerata la perfetta armonia lunare con Mercurio. Una persona sembra voler fare la vostra conoscenza, sì, proprio adesso. Sarà forse il destino, ma voi non rimanete lì impalati, mi raccomando, agite, fate qualche mossa. Custodite gelosamente poi alcuni segreti senza spifferarli al primo venuto. Occorre discrezione in ogni caso. E siamo arrivati ai nostri Scorpione. Avete dimenticato di fare un regalo a un amico? Questo non si fa, soprattutto se sono gli amici della Vergine in questo periodo. Forse siete ancora in tempo per rimediare, però certo vi servirà anche una buona scusa, ma questa dovrete studiarvela da soli. Il primo passo costa sempre un po' di fatica, ricordiamolo, ma poi tutto il resto viene da sé con più naturalezza, quindi iniziate voi. Sagittario, voi oggi potete fare a meno delle lodi, sì, almeno per questa volta, seppur le avreste desiderate, ma non della certezza che le cose che avete compiuto siano a fin di bene. Questo è quello che conta per voi. Siete sotto il tiro dell'umorale astro della notte, la nostra luna in gemelli. Alti e bassi quindi si alterneranno in continuazione, state sempre quindi sull'attenti oggi. Capricorno, siamo arrivati da voi. Con le promozioni trovate potete risparmiare qualcosina, ma sarebbe ancora meglio, e questo ve lo consigliamo noi, se acquistaste ciò che vi serve in negozi di fiducia. Fate amicizia, insomma. Le vostre scelte quotidiane, per quanto piccole esse siano, non sono mai prive di reali conseguenze, quindi date sempre un senso ad ogni vostra azione. Acquario, l'allegra luna in gemelli per voi vi tiene compagnia. Vincita al lieto vivere, alla spensieratezza. Wow, per una volta tanto, quindi potete lasciarvi andare, fatelo. La possibile rigidità poi di un punto di vista andrebbe un po' smussata così negli angoli. Confrontatevi con il suo lato opposto piuttosto. Chiudiamo infine con i nostri amici dei pesci, sempre in fondo, ma noi non ci dimentichiamo mai di voi, tranquilli. Qualcuno fa il doppio gioco, attenzione, non vedete l'ora di coglierlo in fallo. Purtroppo con la vista annebbiata però dalla disarmonia lunare oggi non sarà così facile, quindi dovete prestare attenzione. Aspettate in ogni caso che la nebbia si diradi prima di prendere una decisione rilevante o apporre la vostra firma. C'è bisogno qui oggi di pazienza, la troverete? Ed è tutto quindi per oggi in quanto a novità dalle nostre stelle. Grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo nei prossimi appuntamenti con l'oroscopo. Intanto a tutti una buona giornata, un buon weekend e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
Radio